Il ritorno di Samantha Cristoforetti, perché ora ci colleghiamo con Cape Canaveral, con Andrea Bettini, per raccontare appunto questo ritorno nello spazio dell'astronauta Cristoforetti 8 anni dopo la sua prima missione. La Cristoforetti è partita questa mattina alle 9:52 ora italiana dalla Florida, la Crew Dragon che sta raggiungendo la Stazione Spaziale Internazionale. Andrea, linea a te. Sì, qui al Kennedy Space Center è ancora viva l'emozione per il lancio di Samantha Cristoforetti e 3 astronauti della NASA verso la Stazione Spaziale Internazionale. Un lancio davvero spettacolare con il razzo Falcon 9 della compagnia privata SpaceX di Elon Musk, che ha illuminato a giorno l'intera base. Ora sono passate alcune ore, è sorto il sole e gli astronauti si trovano nello spazio all'interno della navetta Dragon che li porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale. Samantha Cristoforetti l'abbiamo vista sorridente, rilassata, felice di intraprendere questa seconda missione di lunga durata nello spazio, una missione chiamata Minerva, che la terrà impegnata per i prossimi 5 mesi, all'interno dei quali compirà decine e decine di esperimenti scientifici. Da Cape Canaveral con Augusto Piccioni è tutto, a voi la linea. Andiamo ora a Palazzo Chigi, dove il Premier Draghi è tornato al lavoro questa mattina dopo la convalescenza da Covid. Il punto sui lavori del governo in diretta con Roberto Chinzari.